Comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane, rimanete con noi perché vi parleremo anche di una stanza del tutto speciale e di un dottorato di ricerca ancor più speciale. Ma ora invece cominciamo da Terre Evolute, un festival che sta animando San Donà di Piave a cura della Bonifica Veneta, il servizio. Terre Evolute, Festival della Bonifica, presenta la seconda edizione all'insegna di spettacoli, simposi, tour, incontri letterari, progetti didattici e laboratori. Un evento in programma a San Donà di Piave dal 16 al 19 maggio che si inserisce nel contesto della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione ed è organizzato dall'Università degli Studi di Padova e ANBI Veneto con i suoi 11 consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica di fronte ai cambiamenti climatici non sono fermi. Abbiamo da anni progettato, abbiamo messo in campo iniziative proprio progettuali volte a ritrasformare il territorio in funzione di questi cambiamenti. Qua nasce proprio il concetto di bonifica integrale con una lungimiranza veramente all'avanguardia, dando responsabilità ai territori, investendo le comunità di un ruolo, di aggregarsi in consorzi privati, di governarsi questi consorzi in maniera di autogoverno e di sostenerli anche finanziariamente. Quindi un grande lavoro di sussidiarietà tra Stato e comunità locali. Questo è stato un evento celebrato 100 anni fa quasi, quindi nel 22, e il percorso di Terre Evolute ci porterà proprio a celebrare questo evento fra 2 o 3 anni. Un focus particolare sulle opportunità, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica che sarà al centro di dibattiti ed incontri aperti a tutta la cittadinanza. Una regione che conta 400 idrovore su un totale di 700 nel territorio nazionale e che pertanto va governata e gestita sul fronte della sicurezza, del risparmio irriguo, dell'apporto idrico e dell'assistenza della stessa risorsa. Iniziamo a dire che il territorio veneto sono 600.000 ettari di territorio irriguo, di cui 400.000 irrigati in soccorso e 200.000 strutturati. All'interno di questo territorio dove c'è irrigazione e bonifica lavorano 1.300 dipendenti che io chiamo collaboratori, perché sono persone che si dedicano anche 24 su 24 alla tematica importante della sicurezza idraulica, una tematica importante qual è anche l'utilizzo dell'acqua, quindi realtà importanti in una struttura importante che ci ha permesso di dare delle risposte importanti a questo territorio. L'eccellenza sì, ma mi piacerebbe pensare che l'eccellenza ce la riconoscessero gli altri e non noi, ma noi lavoriamo per essere i primi della classe. Un'iniziativa nata per sensibilizzare la cittadinanza sulla gestione attenta delle risorse idriche e sulla difesa del suolo. Tra i grandi artisti attesi in città, Giobbe Covatta, Teresa Mannino e Andrea Pennacchi. Quest'anno il festival vuole essere ancora di più divulgativo, vuole raggiungere ancora di più la cittadinanza a tutti i livelli. Le novità rispetto all'anno scorso sono il grande coinvolgimento degli studenti, dei giovani che ci hanno aiutato nell'organizzare tutte le fasi di questo festival. Io spero di riuscire a comunicare quello che è il valore intrinseco del patrimonio presente in questi territori, che non è solo materiale. Abbiamo parlato di idrovore, si parla di reti idrauliche, ma è anche immateriale. Quindi anche da un mio punto di vista storico, quello che mi piacerebbe riuscire a comunicare è proprio il valore di questa identità, di questo rispetto per il territorio e che vuole essere un valore da trasmettere anche alle generazioni future.